Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Oh, vi ricordo i miei canali YouTube, iscrivetevi ed attivate la campanella. Dunque, ne ho eliminato un paio perché mi stavo confondendo, diciamo così. Oh, allora abbiamo Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, musica tradizionale sarda con Veronica Pisano e ballo a casa con Veronica Pisano. Questi tre lascio. Gli altri li trasferirò, quindi extraterrestri e altro, e storia, eccetera, eccetera, li trasferirò tutti su Veronica Pisano. Ecco qua. Bene. Iscrivetevi ai nostri canali, anche al canale YouTube di Maurizio Gastaldi. Poi vogliamo salutare anche il nostro sponsor, l'Università Privata di Cagliari, il Polo Accademico Internazionale di Via Dante 15, sempre pronti a soddisfare le vostre esigenze. Per informazioni 333 6362 083. Poi vi ricordo che ho deciso di dare l'esclusiva a Rivista Donna. E niente, poi i saluti li diamo dopo. Quando mi scrivo tante cose poi non riesco a seguire, Bene, allora, iniziamo. Io ho preparato qui 5 canzoni della tradizione sarda. Iniziamo subito con Affizumeu, che cantava Maria Carta. Spegniamo la stufa, ecco. Affizumeu su coro, serrano ogni balcone, a una fritta cantone, muto desta il suo coro, armonia lontana, chiunque se cantone, ca un pare fuida, sa sudarte su coro. Omineschi nandolu, devorare sa vida, ligentesa memoria, a chi vida pedia, affizumeu su coro, e buruso una mamma, lacrima spontanea, gode a ognuno perdono.
passiamo ad un altro brano. Non sono riuscita a fare la diretta sull'altro canale perché ecco perché ne ho eliminato 3 di canali, perché un po' mi inceppo. Ecco, allora, e adesso Pizzineddu, questo Pizzine Cap 3. Un'altra bellissima ninna nanna della tradizione sarda. Custu Pizzineddu non porta manteddu, non porta manteddu, ne mancu gorittu, a su tempo frittu, non ara titia, trommi in vida e coro, reposa mia. Capitale seda, banzi cude oro, drommi vita e coro, e non pranghe meda, drommi vita e coro, drommi vita e coro, e non pranghe meda, capitale seda, banzi cude oro, drommi vita e coro, e reposa mia, custu Pizzineddu, non giughe manteddu, non giughe manteddu, ne mancu gorittu, a su tempo frittu, non ara titia, tu se sprenda ona, no es paura, de che lo biancura e delicata perla, mai drommiani mia, coro vizza mia, ai visita mia, ai visita mia, ai visita mia, custa Pizzinedda, non giughe manteddu, non giughe manteddu, ne mancu gorittu, a su tempo frittu, non ara titia, drommi in vida e coro, drommi in vida e coro, drommi in vida e coro, e reposa mia. Oh, bene. Io non vedo la chat, mi dispiace, in questo momento non vedo la chat, poi guarderò. Bene, ora passiamo ad un altro brano, sempre della tradizione sarda, una poesia di Berto Cara, presentata alla gara poetica di Villanova Tulo il 21 giugno, quando sono nata io, non è il 21 giugno, però nel 1981, e io dico l'età, non ho problemi, mi dicevano, vedrai, apro una parentesi, vedrai che quando compirai 38 anni non lo direi più, non lo scriverai più neanche su Facebook, o come si chiama adesso, Luna, come si chiama? Meta, come si chiama, Maurizio? Meta, sì. Io dicevo, boh, strano, vabbè. Infatti adesso ho 40 anni e lo dico, qual è il problema? Nessuno. Ho 40 anni, ho compiuto a dicembre, ho compiuto 40 anni. E non è un problema dirlo. Comunque, stavo dicendo, questa poesia è stata presentata a questa gara poetica il 21 giugno 1981 a Villanova Tulo. Piccio che da paesana. Piccio che da paesana, tutto bivine cazzosa, moschite da puritana, cunnetta svaporosa.
rosa, moschette da fatto di marose castiendi, passo passo che un gatto su mostaggio sta cozzenti, bicio che da barra attenta mire non ti poni in gioco, si musconi sega denta dui da brucia scun su fuoco. Vivere ora vecchiocchetta chi giochita scamminendi, i sciaggi di essi bella dogna va su sculi tendi, la sastaia muscole toccati casti e con ardori, vecchio che dai ci vendi fai nasci prima mori, e sa storia di ognuna considerata a primavera, non ho capito passa luna d'uscire ostia frontiera, questo fatto naturale podo tu sa gioventù, piccio che da senza male pura loga sa Maurizio Gastaldi, vado un attimo a soffiarmi il naso, scusate un attimo. Eccoci qui, eccoci qui. Eccoci qui con un altro brano. Un altro brano. Abbadà e Abbadà. È da molto che non la faccio. La facciamo? Sì, la facciamo lo stesso, la facciamo lo stesso. Non c'è scritto niente qua, ti ricordi? Oppure l'ascoltiamo? Te la ricordi? Abbadai, abbadà, la croce porta l'udina, l'udina porta la croce, l'ucriu porta la noce porta l'ucriu, l'ubiccioni più più, l'ubiccioni e me faci l'agnoni faci me, l'ubul che tu ue fa l'ubul che tu bau lugattetu pau e luiatu faci miau faci luiatu e mummu faci lac faci mummu lugiatu cucurucu zoppu e lo mio cavallo zoppu e non può andare abbadai abbadà la croce porta l'udina porta la croce l'ucriu porta la noce porta l'ucriu l'ubiccioni più l'ubiccioni e me faci l'agnoni faci me l'uvul che tu ue fa l'uvul che tu bau lugattetu bau e luiatu faci miau faci luiatu e mummu faci lac faci mummu lugiatu cucurucu zoppu e lo mio cavallo zoppu e non può andare abbadai abbadà. Oh, eccoci qui alla fine, siamo quasi alla fine e tra poco passerò ai saluti che ho scritto qui. Ma ancora no. Ora cosa c'è, Maurizio? Non posso riposare, non posso riposare. Poi
guarderò la chat perché sono curiosa. Io sono, voi lo sapete, sono una persona curiosa e non vedo la chat. È un po' mi scoccia non vedere la chat. Comunque dal prossimo mese la vedrò la chat perché cambierò anche dispositivo. Mi sto evolvendo, diciamo, è caduto qualcosa. Ok, dal punto di vista tecnologico mi sto evolvendo adesso. Ecco qua. Via Maurizio, no poto reposare. Reposare. Cantatela insieme a noi. Non potrò riposare, amore coro, per sende a ti so, donzi momento, non istesi testura, prenda oro, denti spiatere, o pensamento, t'assicuro che ti è solo bramo, cadamo forte, damo e damo, si m'essere possibile, d'angelo, si spirito invisibile, piccavo, t'assicuro che a ti è solo bramo, cadamo forte, damo e damo, t'assicuro che a ti è solo bramo, cadamo forte, damo e damo, s'asforma se furabo da e che lu su sole sosistendo se formavo un mondo bellissimo, protene pro poter dispensare cada bene, un mondo bellissimo, protene pro poter dispensare cada bene, non posso viver no che una amargura lontano da essere amato cora, t'assicuro che a ti è solo bramo, cadamo forte, damo e damo, t'assicuro che a ti è solo bramo, cadamo
Allora passiamo ai saluti. Ecco, molti mi hanno chiesto perché non canti più in giro, perché non ti vediamo più in giro, perché sono reclusa e non mi fanno più entrare da nessuna parte. Non sono in quarantena, ma sono reclusa lo stesso e voi sapete perché. E non mi faranno cambiare idea, perché molti ho letto anche sull'Unione di oggi che hanno cambiato idea. Io non cambio idea, quindi non me ne frega niente. Ecco qua. Comunque, a parte questo discorso che ognuno è libero di fare ciò che vuole, oh, dunque passiamo ai saluti. Salutiamo Rosanna Agnelli, io credo sia uno pseudonimo, penso. Comunque si chiama Rosy, io la conosco, però non conosco il suo cognome. Comunque su YouTube si chiama Rosanna Agnelli, la salutiamo. Francesca Melis è una mia carissima amica che conosco anche personalmente. Antonio Esposito, che lo conosce anche Maurizio, e lo salutiamo. Il mitico giornalista Silvio Kerchi di Radio Bonaria, e lo salutiamo. Seguite Radio Bonaria perché tra poco andranno in onda anche 2 bellissime trasmissioni condotte da me, Maurizio, e Silvio Kerchi, il giornalista. Poi salutiamo Rivista Donna, dove ho voluto dare l'esclusiva a Rivista Donna, quindi Rivista Donna pubblicherà tutte le mie novità, e ce ne sono tante, anche se sono reclusa riesco a muovermi lo stesso, anche di più. Sto facendo molte più cose rispetto a quando potevo entrare nei posti. Quindi salutiamo soprattutto la giornalista Patrizia Floris, una mia carissima amica. E poi passiamo ai saluti agli scrittori. Roberto Ebau, che presto presenterà il suo nuovo libro di poesie. Ecco, il suo nuovo libro di poesie con la casa editrice Pluriversum, e io sono stata scelta dall'autore per fare la relatrice. Non so dove andremo perché non possiamo entrare da nessuna parte, però sicuramente lo faremo nello studio del poeta, dello scrittore Roberto Ebau, che salutiamo. Bene, poi salutiamo lo scrittore Francesco Sulis e il poeta Fabrizio Vacca. Poi salutiamo fai vedere dunque qui, Fabrizio Lai, lo salutiamo. E presto faremo un'intervista con Fabrizio Lai, un'intervista molto, molto interessante, ma anche con l'altro Fabrizio. Poi Elisabetta Liguori dalla Germania, la salutiamo quando vedrà questo video. La salutiamo, Elisabetta Liguori, ciao, e presto faremo un'intervista anche con te, così ci parlerai un po' della Germania, com'è la situazione in Germania, senza dire parolacce, altrimenti mi chiudono il video come hanno già fatto con 2 miei video qua, che ho detto un paio di cose. Invece non bisogna nominare certe cose. Poi salutiamo Roberto Cagliazza, giusto? Così, spero di non aver sbagliato. Poi un collega eccezionale, Roberto Cuveddu, lo salutiamo, e lo conosce anche Maurizio. Ciao Roberto, come stai?
e presto lo vedremo. Comunque cercatelo su Facebook, penso anche su YouTube, Roberto Cumeddu, un grandissimo musicista e cantante. Poi salutiamo Riccardo, un attimo solo, è giusto che dica anche il cognome, mi sono di nuovo dimenticata, però controllo. Adesso diciamo il cognome di Riccardo. Salutiamo Riccardo Di Girolamo, non me lo sarei mai ricordato, Di Girolamo, Riccardo Di Girolamo, ciao e grazie perché ci segui sempre. Poi dov'è? Roberto Cumeddu, Riccardo Di Girolamo, Francesca Matta, Francina, ciao Francina, grazie per il tuo sostegno. Poi salutiamo il professor Francesco De Martini, che sempre è con noi, che ci segue sempre. Il professor Francesco De Martini e anche la mamma adesso non ricordo il nome. Ah, ciao Pier Riccardo Di Girolamo, addirittura Pier Riccardo si dice, non Riccardo, Pier Riccardo Di Girolamo. Poi abbiamo detto Francesca Matta che ci sostiene, il professor Francesco De Martini, Simona che non vuole dire il cognome, Simona la salutiamo, ciao Simo, lei sa chi è. E poi ovviamente salutiamo i professori e il rettore dell'università privata del Polo Accademico Internazionale di Via Dante numero 15 Cagliari. Vi ricordo anche il numero di telefono dell'università 333 63 62 083. Quindi salutiamo il professor Silvio Siciliano, poi salutiamo il rettore Costantino Mazzanobile d'Aragona, poi salutiamo un altro personaggio interessantissimo, Stefano Pomma, spero si dica così, Stefano Pomma, con cui faremo un'intervista doppia a breve. E poi salutiamo anche Gianni, adesso non ricordo il cognome e non so neanche dove cercarlo. Comunque ciao Gianni, ciao a tutti e spero di aver detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Comunque non vedo bene la chat, poi guardo e poi guarderò. Grazie a tutti, ciao, grazie per il sostegno.